Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati. Le Olimpiadi scacchistiche sono appena iniziate, quindi al primo turno vediamo un incontro molto particolare perché c'è tanta attesa per diversi giocatori, tra cui sicuramente uno dei giocatori più attesi è Levon Aronian, che nell'edizione scorsa, nell'edizione precedente delle Olimpiadi, ha giocato con la bandiera dell'Armenia. Come molti di voi probabilmente sanno, nel corso degli ultimi anni ha cambiato federazione, trasferendosi negli Stati Uniti, e quindi grandissima attesa per lui in prima scacchiera, rappresentando la squadra favorita, la squadra degli Stati Uniti d'America. Quindi prima partita per lui, che con il nero affronta il maestro Fide dall'Angola e Silva David. La partita inizia così: E4 C5, cavallo F3 D6, e fino a qui tutto abbastanza normale, con il bianco che vuole sorprendere o comunque non vuole giocare le linee principali, le linee più battute dell'apertura siciliana, giocando appunto alfiere B5. Siamo nella variante di Mosca della siciliana, dipenderà un po' come il nero voglia affrontare un po' il suo gioco. Potrebbe proseguire con alfiere D7, cavallo D7, oppure a volte anche cavallo C6, che seppur strana potrebbe essere una delle alternative per il nero. La scelta di Aronian è quella considerata più forte, perché è vero che immagino che quando noi ci troviamo di fronte a uno scacco di alfiere, la più istintiva è una mossa che possa contrattaccare il nostro avversario, e quindi alfiere D7 sembra parecchio naturale. Eppure il cavallo D7 ha delle idee, e l'idea principale è quella di ottenere la coppia degli alfieri, comunque iniziare a dare la caccia all'alfiere di case chiare con i pedoni, per poi indurre il nostro avversario al cambio. Il giocatore con il bianco ha giocato C3, cavallo F6, attacca questo pedone, ed è una mossa che quando ho visto ho detto, beh, qui probabilmente ci sarà qualche miniatura, qualche modo in cui il nero vincerà rapidamente. Ha giocato alfiere D3. Siamo ancora in piena teoria, però alfiere D3 è una mossa che mi sembra parecchio strana per due motivi. Noi impariamo a giocare a scacchi, prendiamo un libro, comunque ascoltiamo dei consigli pratici, e sicuramente qualcuno dirà cercate di evitare di muovere più volte lo stesso pezzo in apertura finché non avete dato sicurezza al re. Il bianco non ha dato sicurezza al re, e chiaramente, pur non essendo costretto nel muovere il suo alfiere, lo riporta indietro. È una mossa che puzza, una mossa un po' strana. Quindi alfiere D3 mi ha sorpreso. Cavallo E5 da parte di Aronian va bene, cavallo per E5, pedone per E5. E anche questa è una scelta particolare, perché il nero decide di rovinare la struttura pedonale, pur giocando una posizione in cui il suo obiettivo sarà cercare di prendere di mira questo pedone arretrato. Il pedone D è un pedone arretrato, e quindi cerca di sviluppare tutti i suoi pezzi, effettivamente così avviene in partita, tutti contro di lui. Tra virgolette, prendiamo di mira la debolezza per poi migliorare la nostra posizione. È molto facile per il nero immaginare che la donna possa andare in D7, quindi la torre lo accompagna in D8, e a quel punto ci saranno 3 attaccanti contro il pedone D3, che vorrebbe dire si traduce in 3 pezzi bianchi in una posizione passiva difensiva. Una mossa spontanea come donna E2 preparando torre D1 purtroppo per il bianco in realtà non funziona, perché questo alfiere fastidioso dà noia e attacca indirettamente. Si dice che attacchi a raggi X la donna bianca, e quindi cavallo per E4 è il punto di partenza della strategia del nero. E allora in questa posizione il bianco decide quindi di riorganizzare le sue truppe, riorganizzare il suo sviluppo giocando torre 1. E anche questa mi sembra parecchio strana, perché il piano del nero abbiamo detto che è molto facile: sposto la donna, arriva la torre, e a quel punto ti attaccherò. Ed effettivamente arriva così, avviene proprio in questo modo. Ci sono 3 attaccanti sul pedone D. Qualcuno potrebbe chiedersi come difenderò mai questo pedone D, ed effettivamente non posso più difenderlo, non ci sono pezzi che lo difendono, almeno che non decida di giocare in modo tattico. E infatti il bianco gioca una mossa furba, donna F3 indirettamente difende il punto D3, perché in caso di cattura
seguirebbe la semplice torre di 1. Tutto inchiodato. E qualcuno dirà, beh, hai visto male perché ti gioco C4 difendo l'alfiere. Purtroppo per il nero, neanche C4 funziona, perché io giocherei cavallo per C4, ti attacco la donna, e nel mentre ho tolto il difensore a quest'alfiere che presto lascerà la scacchiera. Tornando dunque in partita, donna F3 sulla scacchiera e cavallo H5 da parte di Levon Aronian. Torre di 1, mossa abbastanza naturale. A questo punto il nero si accorge che questa pressione su D3 più che essere qualcosa di concreto, magari è un abbaglio, decide di riorganizzare i propri pezzi giocando alfiere B7. Alfiere B7 probabilmente preparando l'apertura della colonna F. Alfiere B3 rallentando la spinta del pedone F, perché adesso il pedone in F7 effettivamente si trova in una posizione inchiodata e quindi ora si sposta preparando F5. Donna G4, anche in questo caso neutralizziamo in parte la spinta in F5. F5 sembra così naturale, però l'idea di F5 è cercare di giocare la spinta di pedone per poi portare altri pedoni in avanti, quindi io in questo caso catturo e l'ideale per il nero sarebbe catturare di pedone, cosa che qui dopo donna G4 non è più possibile perché quel pedone aveva un ruolo difensivo, ossia difendere il cavallo. Se dopo F5 il bianco cattura e il nero è costretto a prendere di torre, beh, non è stato un granché, non è stata una grande mossa spingere subito in F5, anche perché questi pedoni sono così brutti che, tra virgolette, non si possono guardare. La partita è proseguita appunto con donna G4, per certi versi stiamo neutralizzando la spinta in F5 e donna C6. Donna C6 tatticamente vuole giocare F5 perché se rientrassimo nella variante di prima, dunque propongo una mossa casuale, gioca F5, lo cattura, a questo punto sì che posso prendere di pedone perché la donna ha il ruolo difensivo di difesa dell'arrocco, dunque non può prendere il cavallo, altrimenti seguirebbe un allegro e immediato scacco matto lungo le case bianche, lungo la batteria bianca del nero. Tornando in partita, dopo donna C6, dunque creazione della batteria alfiere donna che insistono sulla stessa diagonale per cercare di attaccare, il bianco ha giocato alfiere D5. E a questo punto diciamo che la partita mi ha un po' sorpreso perché Aronian, pur non essendo costretto a giocare la prossima mossa che è quella della partita, ha preferito giocare in modo tattico, ha giocato una mossa molto impegnativa, sacrificio di qualità. È vero che il controllo totale delle case chiare esiste, quindi è giustificato, però non è costretto, e questa è una mossa che in un contesto a squadre bisognerebbe pensare probabilmente molto di più. Immagino che Levon Aronian considerasse questa posizione molto, molto lineare o comunque molto difficile per il bianco, ed effettivamente non è per nulla facile. Però qui doveva insistere perché ha sacrificato la qualità, ha fatto qualcosa di impegnativo. Adesso la mossa più spontanea probabilmente sembra F5 con presa di spazio sul lato di re. Avrebbe dovuto insistere, invece poi ha giocato una mossa timida, donna C6. Donna C6 forse vuole evitare che dopo F5 la donna possa andare qui, o forse voleva provare a creare qualche trappola. In fondo la donna bianca è un po' a corto di spazio, però il maestro dall'Angola, quindi la prima scacchiera dell'Angola, David Silva, che sembra portoghese, e gioca donna C4 salvando la donna. E adesso attenzione perché il bianco ha comunque una qualità in più. Il miglior modo per concretizzare un vantaggio materiale, come sappiamo, è cercare delle semplificazioni. Quindi donna 4 alla caccia di un pedone e donna B8 mossa passiva. Già si intuisce che qualcosa sia andato storto. B4 per il bianco mi piace parecchio perché semplifica un po' e attiva la posizione dei pezzi leggeri. C4 sulla scacchiera, cavallo F6 rientrando, e a questo punto, secondo il software ma anche visibilmente al di là della valutazione di Stockfish, di Fritz eccetera, possiamo dire che qui il bianco abbia in gran parte risolto i suoi problemi. Questa è una valutazione, una posizione che valutata con un software scacchistico si considera +3. +3 significa vantaggio netto, vantaggio decisivo per il bianco. Cavallo D7 A4, e l'idea facile, l'idea è giocare A5 per poi pressare tutto sul punto A7.
A5 per il nero, donna B1, e a questo punto facciamo attenzione da bianco perché la posizione non è più piacevole, non ci sono tante idee. Il giocatore in vantaggio di materiale sappiamo che deve cercare delle semplificazioni, così avviene perché dopo cavallo C5 di Aronian il bianco non se lo fa chiedere due volte e semplifica. Donna C2 giocata, alfiere D7, torre B1. L'apertura della colonna B, dell'unica colonna libera, favorirà il bianco. E allora a questo punto è il momento di manovrare per preparare al meglio l'occupazione della colonna. Donna E3, attacco il pedone, E4, pratica, scelta pratica, perché se giochiamo in modo passivo perderemo la posizione, allora a questo punto meglio aprire l'alfiere. Tatticamente, su una mossa del genere, c'è una controdifesa furbissima da parte del nero, che potrebbe essere la cattura, perché poi segue questo scacco fastidioso. Ok, da calcolare, perché effettivamente poi io potrei forse prendere di torre, perché se tu mi darai scacco, io ho questa invisibile via di fuga del re, forse Rh1 o Rf1, perché poi la mia minaccia, la mia controminaccia sarà la cattura della torre in B8. Però siamo già verso un seguito tattico, quindi se sto giocando con uno più forte, l'ideale è cercare di ridurre al massimo la tattica. Tornando alla partita, dopo donna E3 e 4, sacrificio di pedone per aprire le case nere, e in donna per E4, pedone, o meglio, qualità in più, senza alcun evidente compenso. La partita è proseguita in questo modo. Il bianco finalmente riesce a entrare in D6 e il nero gioca alfiere F8. Alfiere F8 chiaramente non si sottrae ai cambi. Io potrei giocare donna per D8, torre per D8, sposta il cavallo, entro con le torri e chi può provare a vincere probabilmente è sempre il bianco. Dopo il cambio delle donne, probabilmente potrei prima di tutto rafforzare la posizione del mio re. Infatti questo percorso che sto colorando è un miglioramento della posizione. E poi con calma cercare di prendere di mira il lato di donna. In realtà in partita, dopo alfiere F8, la mossa forte di Levon Aronian è stata offrire il pareggio. Adesso dal punto di vista emotivo, umano, diciamo che il bianco, un giocatore con un elo prossimo a 2300 punti, sta giocando contro uno che è considerato una leggenda scacchistica, quindi sta giocando contro un ex numero 3 mondiale che in questo caso sta giocando con 2775 punti, quindi c'è già tra virgolette un timore reverenziale, e il fatto di avere la possibilità di fare un risultato concreto quale accettare il pareggio, quindi poter pareggiare contro un giocatore del calibro di Levon Aronian, ha indotto il bianco ad accettare la proposta. C'è anche da dire che con molta probabilità a parti inverse non ci sarebbe mai stata una proposta di patta. Se il bianco stesse giocando con un giocatore sulla carta inferiore avrebbe continuato, e probabilmente avrebbe continuato anche contro un giocatore di pari categoria. Rivediamo rapidamente la partita, che è stata una siciliana molto strana, direi un po' un po' brutta. Ok, utilizzo questa parola brutta semplicemente perché questo movimento di alfiere due volte, poi anche questi pedoni doppiati mi portano a posizioni parecchio complicate. Il nero è stato attratto dalla debolezza del pedone D3, cosa che effettivamente sembra un attacco vincente, ma non è poi realizzabile così facilmente. A questo punto il bianco ha giocato donna G4, alfiere D5, il nero è entrato verso una linea concreta sacrificando la qualità, ma probabilmente deve insistere spingendo i pedoni, cercando di aprire degli spazi per favorire il controllo forte delle case chiare. La partita è andata avanti in questo modo: B4 per il bianco, scelta felice perché bisogna cercare di aprire spazi, soprattutto perché abbiamo un vantaggio materiale. A4 sulla scacchiera, A5, e dopodiché la partita prosegue nel modo più semplice. Sono il bianco, sono in vantaggio, semplifico e poi vedremo un po' cosa mai possa accadere. La partita continua in questo modo: sacrificio di pedone pratico, scelta concreta e pratica da parte di Levon Aronian per aprire le case nere, e dopo donna D6, proponendo il cambiare donna, alfiere F8 con mossa fortissima, proposta di patta, accettato dal giocatore con il bianco. La prima partita con la bandiera degli Stati Uniti per Levon Aronian non è andata come sperato.